Oggi, 21 febbraio 2014, parleremo di surrealismo. Ho portato qui una mela che ci ricorda noti artisti del surrealismo e parleremo di un nuovo surrealismo che è quello appunto di Salvatore Azzeni, che reinterpreta, reinventa e rinnova il surrealismo con le sue caffettiere antropomorfe che vivono in un clima particolare, che è quello che è chiaramente delle cattedrali, nel quale si inseriscono queste figure. Non sarà l'unica volta che parleremo di surrealismo, ma diciamo che dopo tanta arte astratta adesso arriviamo alla pittura, all'arte di un classicismo, ma con un'innovazione appunto che è decisamente surreale. Per scelta dell'autore nessuna opera ha una didascalia, perché nel surrealismo tutto è permesso, è l'arte del sogno, è l'arte onirica, l'arte che ci fa, che ci lega a questo mondo immaginario della irrealtà del sogno. Spero vi piaccia e spero che continui la vostra grande presenza, il grande afflusso per le nostre mostre. Grazie. Siamo giunti al sesto appuntamento di Arte 52 e oggi il protagonista assoluto di questa mostra è Salvatore Azzeni. Salvatore Azzeni, che è un artista sicuramente poliedrico, dal talento molteplice, in quanto non solo è pittore ma è anche musicista e bravissimo incisore. Un artista che mette all'interno delle sue opere proprio l'anima, riesce in qualche modo a estrapolare dalla grande arte del passato, dai grandi maestri dell'arte italiana, ma non solo, quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche principali che li hanno caratterizzati, fondendole in una visione assolutamente personale, visione che confluisce in atmosfere assolutamente irreali, o meglio surreali, che vanno al di sopra della realtà, che costruisce magistralmente attraverso un connubio molto particolare fatto di cattedrali gotiche medievali da una parte e caffettiere antropomorfe dall'altra, che popolano queste rappresentazioni. Il colore, la forma e la luce sono sicuramente gli elementi caratterizzanti della sua arte, anzi la luce nella sua esplorazione ai massimi termini diventa il medium che sapienzialmente riesce a coniugare forma e colore, un colore che viene indagato, rappresentato, studiato infinitamente attraverso pennellate, velature sovrapposte, pentimenti che costruiscono e strutturano appunto queste forme antropomorfe assolutamente uniche nel loro genere. Possiamo definire Salvatore Azzeni surrealista? Non so fino a che punto, perché l'atmosfera è quella surrealista, quella che rimanda un po' a Magritte, ma dall'altra parte è anche un artista che riesce a cogliere gli aspetti più interessanti della grande pittura di Michelangelo, di Raffaello, di Tiziano, di Tintoretto, e coniuga sapientemente quella che è stata l'arte italiana del Rinascimento fiorentino e l'arte invece del Rinascimento veneziano. Una pittura assolutamente straordinaria, condotta magistralmente, che mette in luce una formazione accademica sì, ma che è capace di superare questo accademismo per coniugarlo in una soluzione del tutto personale e straordinaria. Io sono Salvatore Azzeni, sono il maestro delle caffettiere antropomorfe, una sorta di surrealismo e arte metafisica che è nata in Francia 45 anni fa. Queste caffettiere buffe, vestite come esseri umani, in questo caso vivono i loro momenti in Piazza San Marco e nell'isola di San Giorgio e la Chiesa dell'Assunta. Il surrealismo nasconde nella sua iconografia un'infinità di significati che ognuno di noi, osservandoli, può dargli
Ironicamente arriva l'artista che smonterà tutto dicendo esattamente cosa lui intendeva fare. Questa mostra, ci troviamo qui al Museo del Territorio di Villanova Foro, si snoda attraverso opere molto vecchie, di circa 45 anni fa, che poi potremo vedere in un'altra sala. Siamo di fronte a una sempre soggetto surreale con le caffettiere antropomorfe in una struttura chiesastica. E ho dimenticato di dire che in effetti le caffettiere antropomorfe vivono in cattedrali gotiche, e le cattedrali che io ho dipinto e disegnato, anzi dipinto, sono vere cattedrali gotiche francesi. In questo caso abbiamo una carta da sfolgero grande 2 metri, e questi personaggi, ognuno di loro ha una sua funzione. È stato realizzato con la tecnica dell'ombreggiatore chiaroscuro con l'inchiostro di china. Naturalmente i quadri surreali sono ricchi di simbologia, come tutti i grandi surrealisti. Basta pensare per esempio agli orologi liquiescenti di Dalì, oppure ai mostri di Bosch, eccetera eccetera. Mentre girando qui possiamo ammirare una acquaforte alla Mariella del Piranesi. Il Piranesi è stato uno dei più grandi incisori, se non il più grande incisore del Settecento. Sono incisioni fatte su lastre di rame, poi potremo prendere anche un'immagine delle lastre che sono nella bacheca. E questo è l'interno del Duomo di Ferrara, con un gruppo di caffettieri che dialoga sempre in questo ambiente chiesastico. Questa invece è una punta secca realizzata su lastre T5 di 1,70 m. Questo nudo, sempre ambientato in una mia, anzi in questo caso è ambientato nel mio studio, dove si vede la ruota lignea di un torchio litografico, un Eugène Brisset del 1850. Queste sono le ultime puntasecche realizzate un mese fa, sono un omaggio a uno dei più grandi artisti del Cinquecento, Giulio Romano, che è stato il più grande allievo di Raffaello. Quindi ho omaggiato questo artista, e lo merita naturalmente, con opere che riprendono e reinterpretate opere del maestro. Anche queste sono altre 2 opere dedicate a Giulio Romano, sempre con la tecnica della punta secca, che insieme al bulino sono le uniche tecniche dirette, ovvero l'artista quando incide deve incidere di propria mano sulla lastra o sul legno, mentre tutte le altre tecniche si chiamano tecniche indirette, perché chi incide sono gli acidi. Dunque siamo di fronte all'unica chiesa italiana che ha occupato i miei lavori con le caffettiere antropomorfe. Questo è il meraviglioso Duomo di Siena, un romanico pisano bicrono con le caffettiere. È anche raro vedere un acquerello di questa dimensione, disegnato a inchiostro di china e realizzato poi a velatura. Cari amici, sto per concludere questa intervista, queste 2 parole sulla mia mostra, di fronte a un quadro che io stimo meraviglioso, non perché l'ho fatto io, con il Canal Grande e la salute. Ho scelto questo per invitarvi, da queste immagini e dalle mie parole, a venire qui al Museo di Villanova Foro a visitare questa mostra che stimo sia interessante, soprattutto perché le caffettiere antropomorfe sono un unicum nella storia dell'arte. Io sono il maestro delle caffettiere antropomorfe e non è facile trovare nel panorama della pittura qualcosa che ti distingua da tutti gli artisti della storia.